Amici, buongiorno, è venerdì pesce, ma anche venerdì album, perché questo è il giorno della rubrica Sfogliando gli album. Siamo al 2012-2013, che è questo qui, che adesso io vado ad aprire e vi faccio vedere come è fatto dentro, per cui non muovetevi che io arrivo subito. Eccolo qua, l'album, lo vediamo immediatamente, c'è la scritta calciatori 2012-2013 con la rovesciata, con questo pallone che viene colpito, e poi c'è questa simpatica produzione, devo dire carino come è fatto. C'è il famoso stivale, celebre stivale della forma della nostra nazione, dell'Italia, e geograficamente vengono collocati i protagonisti delle 20 squadre del campionato. Vedete, qui vi faccio vedere subito la Sardegna, ovviamente staccata, con Daniele Conti protagonista. In Sicilia c'è Miccoli e c'è anche Lodi del Catania, vedete, e poi via via ci sono tutti gli altri protagonisti. Guardate, Roma con Close, con Totti, Siena, Pescara, Napoli. Poi andiamo anche al nord, vedete, ci sono le milanesi, c'è la Sampdoria, c'è il Genoa, c'è il Torino, c'è la Fiorentina, il Parma, vedete tutte le squadre protagoniste. E questo è l'album, devo dire, una delle copertine migliori dell'epoca recente, dell'epoca moderna. Poi qui iniziamo con le squadre. Questa sarebbe stata una copertina perfetta, devo dire, con gli scudetti delle squadre, con le coppe che vengono assegnate dalla Lega, quindi lo scudetto della Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa di Lega. E nel retro copertina c'è il calendario delle partite. Prendiamo come sempre una giornata qualsiasi, così vi vedete anche le squadre che c'erano, eccole. E poi andiamo ad aprire l'album, ci andiamo a vedere subito la squadra campione d'Italia, tanto ormai la Juventus fino all'epoca recentissima, molto moderno proprio l'album in generale. Vedete la scritta Juventus in alto, molto bella, molto grande, lo scudetto qui, la foto dei giocatori che esultano sullo sfondo, e poi le varie figurine. Ci sono le due delle maglie utilizzate, oltre alla foto della squadra lì in alto. Ecco le maglie ed ecco la foto della squadra con anche il palmarès messo qui, gli ultimi piazzamenti. Antonio Conte in panchina, Juventus che tra l'altro anche la squadra campione d'Italia in carica. Andiamo a vedere come sono fatte le figurine. Prendiamo Bonucci e Chiellini, li vedete, contorno bianco, scudetto, trofei vinti e poi le solite annotazioni con la data di nascita, insomma tutte, e sopra vedete anche la carriera dei giocatori. Questa è la prima pagina, le prime due pagine della squadra. Qui ci sono gli altri giocatori, quindi la parte del centrocampo e dell'attacco, gli altri giocatori lì vicino, e poi gli altri titolari in rosa in questa sorta quasi di block notice, vedete, con gli altri titolari in rosa. Questa è tutta la pagina, tutte le pagine della Serie A. Poi ovviamente abbiamo le pagine speciali che ci sono. Tanto c'è il campionato primavera che viene introdotto con le squadre giovanili, i vari gironi. Questo è molto interessante, devo dire. Guardatevi qualche squadra, eccola, trofeo intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti. Lo show del gol in collaborazione con Sky, come abbiamo visto la scorsa settimana, vengono riproposte alcune esultanze dei giocatori. C'è il Shaarawy, c'è Di Natale, c'è questo chi è? La Mela, sì, eccolo qui. E poi qui altri gol, Gilardino al Bologna, vedete. Il film del campionato, come al solito, la corsa d'inverno. Questo poi le figurine arrivavano dopo, ovviamente. Sprint scudetto, come Balotelli tornò al Milan. Campione d'Italia la Juventus, vedete Conte con lo scudetto, vedete la Juve che esulta, l'uomo dell'anno Vidal, la grande rivelazione del campionato. E qui c'è la Serie B. Prendiamo anche qui una pagina qualsiasi del calendario per vedere le squadre che c'erano.
e per vedere anche le figurine della Serie B, che sono, come negli ultimi anni, strette e lunghe, la maglia in alto, questa è l'Ascoli, lo scudetti ormai praticamente relegati a quelli che una volta erano gli scudetti di Serie C, la squadra messa qui in basso, e le figurine le vedete semplici, contorno bianco, c'è nemmeno lo scudetto sulla figurina, solo nome e cognome, squadra di appartenenza, figurina piccola, lunga e stretta. Queste tutte le squadre della Serie B. Passiamo alla Serie C, passiamo con quella che chiamavano prima divisione, ma che per me resta la Serie C1. C'è la foto del pallone, eccolo, se si inquadra, eccolo qua, e qui ci sono le squadre. Credo che qui si fosse tornati a una divisione umana, no, manco per niente, perché vedo il Lecce nel girone A, quindi assolutamente no. Ecco qui le figurine piccole, scudetti piccoli, guardate il Lecce. Questo è il girone B, sempre della prima divisione o C1 che dir si voglia, c'è il Frosinone, vedete come sono piccole le figurine, e poi immagino la C2 con i soliti scudetti, mini scudetti. Ne vediamo qualcuno. Poi adesso guardate il calendario, adesso ditemi voi chi doveva leggere qualcosa di questo calendario minuscolo, piccolo, guardate qua le partite, vedo un Forlì Venezia, ma... E questa è la Serie D, ancora più piccola ovviamente, perché non capisco perché, cioè le pagine queste sono, non c'è bisogno di fare queste cose per Lillipuziani. Che è la Fersina Perginese? La squadra mai sentita. Vabbè. Questa è la Serie D e questa è la Serie A femminile con le squadre, pure queste piccole. Fortitudo Mozzecane, ottima. E qui il calcio che cambia, ci sono i giudici di porta, questi, vi ricordate questi personaggi inutili messi dietro le porte che praticamente si addormentavano? Mi ricordo una partita del Milan di Coppa in cui non fu dato un calcio d'angolo clamoroso, l'arbitro doveva guardare solo quello, non fu vista la deviazione del portiere, veramente delle innovazioni assolutamente inutili. Questo l'album 2012-2013, più moderno che mai, anche se ripeto la copertina non mi dispiace, e la prossima settimana andremo ad analizzare il 2013-2014, quello che ci accompagnerà all'ottimo mondiale dell'Italia 2013-2014, cioè 2014, che ai noi è stato l'ultimo mondiale che abbiamo disputato. Maledizione.